Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io di questo invito a portare il saluto della Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia. Colgo la bellissima occasione che ci è capitata proprio anche col saluto di Monti, che ha messo assieme, diciamo, dei territori del nord-est, no? L'Emilia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, che è chiamato a svolgere sicuramente un ruolo importante. Noi siamo una regione piccola, il Friuli Venezia Giulia, 1.200.000 abitanti, però facciamo le cose in grande, ne combiniamo di belle. E quindi proprio ragionando in termini di territorio ampio, in questo momento che stiamo vivendo un periodo difficile della cooperazione di consumo locale, mette in evidenza quanto è importante ragionare in termini grandi, in termini importanti, grandi, perché la cooperazione, per esempio, di consumo del nostro territorio ha avuto dei momenti di defiance non di poco conto, mettendo in discussione quello che è un istituto importante come quello del prestito sociale. Ed è proprio grazie alla cooperazione emiliano-romagnola, ma che è presente anche in Veneto, che siamo in grado di superare momenti difficili. Io credo che noi dobbiamo ragionare in termini sempre più ampi, dobbiamo ragionare eliminando dei confini che sono territoriali, che sono associativi e che sono interassociativi anche, no? Territoriali e settoriali. Abbiamo dei confini all'interno di ogni singola organizzazione, abbiamo confini fra i territori, abbiamo confini diciamo anche tra associazioni. Ecco che in questo modo abbiamo lanciato l'idea di una innovazione a 360 gradi che porta a ragionare oltre ai confini, ed è per quello che nella relazione Rizzi l'ha citato. Il progetto del distretto, per esempio nell'ambito dei servizi, è sicuramente una opportunità non unica, perché altre strade siamo in grado anche di tracciare e di trovare. E in questo senso si colloca anche l'Alleanza delle Cooperative Italiane, dove noi siamo tutti impegnati a costruire e quindi ragionare in termini associativi più ampi. Questo dal mio punto di vista è innovazione. Innovazione che ci porta a ragionare, a guardare al futuro, a guardare quello che io chiamo crescita della cooperazione in funzione delle generazioni future. Noi abbiamo un dovere di resistere sicuramente per difendere l'occupazione, ma quando questa resistenza distrugge dei patrimoni costruiti con tante difficoltà negli anni, io credo che dobbiamo anche riuscire a fare dei passi in avanti, ed è la crisi che noi abbiamo vissuto nel settore del consumo. No? Quindi dobbiamo ritrovare il gusto della ricostruzione di quelli che sono i nostri patrimoni netti delle cooperative, quasi fosse un obbligo per le generazioni future. Questo genera e crea occupazione. Noi dobbiamo accompagnare la crescita delle nostre imprese, che ormai non hanno bisogno più di confini, e in questo senso si colloca l'attività della nostra associazione. Io ringrazio dell'opportunità, rinnovo i saluti da parte dell'organizzazione che rappresento. Anch'io sono reduce recente di un congresso abbastanza importante proprio per le vicende che dicevo prima, e quindi mi auguro che ci troveremo subito dopo il congresso proprio per disegnare progetti di prospettiva per accompagnare le nostre cooperative. Grazie ancora.